Una buona notizia, a Calalzo la prossima bolletta a rifiuti sarà scontata, è tutto merito dei cittadini che si sono impegnati nella differenziazione dei rifiuti, il sindaco li ringrazia. E il risultato si vede, il lavoro paga e i cittadini un po' meno. Riusciremo quest'anno infatti ad abbassare le bollette mediamente del 20%. È il frutto di un grande lavoro che abbiamo iniziato da subito nel 2009, avevamo la differenziata più bassa del Veneto, 31,1%, una maglia nera che non ci faceva onore. In pochi anni dalle stalle alle stelle, ma di lavoro ne è stato fatto tanto, dal regolamento sul compostaggio al secco porta a porta, dai controlli sulle ecopiazzole alla guerra alle cicche, ma è stato lo stesso sindaco che si è speso in prima persona mettendosi perfino alla guida di una spazzatrice. Tutto aiuta a migliorare l'ambiente e a ridurre le spese. Le bollette arriveranno a fine marzo, pagamento entro la fine di aprile. Pertanto mancano pochi giorni, ma posso già anticipare una buona sorpresa ogni tanto. In un mondo dove tutto aumenta, noi abbiamo così questa piccola sorpresa in bolletta. Ma il lavoro non è finito, bisogna arrivare all'eliminazione delle piazzole. Dobbiamo passare ancora un umido porta a porta, a levare le piazzole. È tutto frutto di un lavoro che abbiamo iniziato e che non è finito e che con il tempo porterà a, non so se a ulteriori riduzioni di bolletta, ma sicuramente a non avere più le piazzole in giro per il paese.